Ciao amici, benvenuti a questo 69esimo episodio della nostra partita. Ci eravamo lasciati con queste missioni, un po' di esplorazione, un periodo abbastanza quieto. Stavamo anche per prepararci all'attacco verso gli indiani, ma ho dei simpatici piani per il nostro futuro. Perché abbiamo da finanziare un grande ampliamento dell'esercito e anche la costruzione di importanti edifici. E appunto il mio piano è quello di provare a espanderci. E più che espanderci, a arricchirci tramite questi stati indiani per poi poter finanziare questi nostri progetti. Stiamo ancora soffrendo la sovraestensione, quindi ora magari aspettiamo la fine dell'anno e iniziamo a integrare prima questo che è più problematico. Speriamo che non ci siano eventi negativi perché non so se la soglia è 100, la soglia è 100, ma non so se 100 è compreso o no in questi eventi negativi. Eh, speriamo di poterli evitare. Magari lo dovrei sapere perché ci sono già stato a 100, però non mi ricordo. A dire il vero non ricordo. Comunque è sempre bello proseguire la nostra partita con l'Italia. E quando faccio la partita con i bizantini c'è sempre più azione, no? Però ho sempre quell'impressione di poter svenire da un momento all'altro e trovarmi in ospedale il giorno dopo. Invece ci possiamo un po' rilassare con questa partita in cui ormai ci sentiamo al sicuro e possiamo espandere il nostro dominio in tutti gli angoli del mondo. Allora, stiamo integrando il Marocco e questo ci fa molto piacere. Qualcuno mi diceva di lasciare un po' perdere l'Africa per proseguire in Sud America. Io pensavo magari di finire la congiunzione col Sudafrica e poi naturalmente proseguire anche in America perché voglio arrivare qui, fare lo stato coloniale, annettere gli Inca. Prima che lo faccia la Francia, soprattutto. E quindi non temete. Allora, però adesso vi ho illustrato il mio piano attuale. Io direi che potremmo mandare dei rinforzi in America. 10.000 uomini di rinforzo. Oh, vi faccio vedere anche la cosa che ho scoperto. Se si preme qua col tasto destro si sposta solo la metà delle truppe. Ad esempio in questo caso c'è utile perché non siamo in guerre strane, vero? No. Però, ciononostante, preferisco portare tutta la flotta per sicurezza. E la sbarchiamo in questa zona. Abbiamo un altro esercito qui. E vediamo chi sono queste nazioni ricche che vogliamo spolpare. Pony, Anissiboine, che non so come pronunciare, i Cree anche, Pima e Mali. Vabbè, Pima, chi sono? Sono questi, ecco, questi qui ad esempio li potremmo attaccare eh, col nuovo esercito che stiamo trasportando. Intanto la Francia, maledetta, ha attaccato la Bretagna, quindi vuole espandersi anche in guerra con Genova. Potremmo dichiarare pure noi guerra a Genova, ma non ora. Forse è meglio aspettare di recuperare dalla sovraestensione. Ci interesserebbe più la guerra con Cuneo, a dire il vero. Voi siete eretici? Abbiamo un casus belli con voi? No. Vabbè, meglio che non siate eretici. Invece era meglio avere un casus belli. Dovremmo dichiarare guerra ai loro alleati per poter fare questa guerra, perché naturalmente non vogliamo finire in guerra con tutta la coalizione più Francia, Ungheria, Bavaria, Austria e Palatinato. No, questo non ci piace. Quindi, ah cavoli, non hanno più la Svizzera come alleato. E ah no, la Bavaria, certo, era la Bavaria. Quindi se dichiarassimo guerra alla Bavaria, ah, ecco che è alleata della Svizzera, ecco perché mi ricordavo. Il Commonwealth. Mm. Potrei creare pretese sulla Bessarabia. Anche. E sulla Bavaria.
come... In realtà la Bavaria ci interessa fino a un certo punto, perché è vero che sta sopra il Danubio, scusate. Però è anche un principe dell'impero e noi dobbiamo salvaguardare quello che rimane dell'impero, quindi quando diventeremo imperatore sarà molto importante. Adesso non mi ricordo, vediamo di scoprirlo. Ecco, questo, quanti stati, almeno 25 stati ci devono essere nell'impero per avere questo importantissimo modificatore. Quanti stati ci sono? 3, 5, 3, 5, 3, 5. Ci sono 26, quindi se perdiamo due stati all'impero non ci sarà più quel modificatore. Quindi se ci mettessimo a prendere la Bavaria, la Svizzera, il Savoia, anzi già se prendiamo Genova e Savoia, l'impero va un po' a quel paese. Poi naturalmente potremmo, una volta imperatori, tentare di liberare alcuni stati all'impero dall'Austria o più avanti però dalla Francia. Però capite che non dobbiamo infierire su questi staterelli. Dobbiamo solo concentrarci sulle cose che ci interessano di più. Quindi magari dichiarerò guerra alla Bavaria senza aver pretese sulla Bavaria, basta che abbia un casus belli qualsiasi. E quindi mi sa che una pretesa mi servirà, però. Poi al massimo sulla Bessarabia, che così gli togliamo lo sbocco su questo mare. E tenteremo più avanti di congiungere i nostri territori. E vabbè, dai, comunque iniziamo. Cosa possiamo iniziare a fare? A far passare il mese. Può essere un buon inizio. Ho anche modificato un po' le opzioni dei messaggi. Ho anche in questa partita eh, scelto di insomma impostare i messaggi sulla base degli stati di nostro interesse. Quindi ho messo gli stati più importanti come se fossero il nostro interesse, eccetera. Allora, qui mancano davvero poche province per finire la guerra. Cerchiamo di sbrigarci. Assegniamo pure Gian Gastone. Il Camerun. Queste province sono molto tumultuose. Questi nativi hanno un'aggressività molto elevata. Va bene. Dovremmo essere pronti poi a far mille guerre, ma purtroppo non abbiamo, cioè non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Richiamiamo questo diplomatico. Dovevamo aspettare la fine del mese per fare qualcosa, avevo detto. Poi io sono talmente smemorato che mi sono già dimenticato cosa dovevamo fare. Bella questa. Che cavoli dovevamo fare alla fine del mese? È passato un mese. Ah, ecco, doveva... È importante, vedete? Ecco, far questo. Cerchiamo di procedere abbastanza velocemente. Oh, benissimo, c'è di popolazione. Velocizzare appunto la colonizzazione è molto importante. Non so se ho fatto bene a esplorare perché l'importante è colonizzare prima la Russia, ma vabbè. Cioè non vorrei che prima o poi lo scoprisse, grazie alle nostre scoperte anche la Russia scopra delle nostre scoperte e quindi scopra che di colpo il mondo eh, non finisce appunto in Siberia, in come si chiama quella regione lì? Boh. Insomma, a Bering. Qui abbiamo colonizzato, abbiamo vinto le battaglie, i Peco stanno migliorando per qualche strana ragione le relazioni con noi. Quanto manca a queste colonie? Anche quella che è migliorata non è troppo avanzata. Vabbè, cerchiamo di sbrigarci. Allora, fra 6 giorni arriva. Allora, prima di tutto dobbiamo togliere l'accesso militare ai Mamelucchi che ci occupa una relazione inutilmente. Ma perché prima di tutto? Prima di tutto dichiariamo guerra, no? Allora, i Cree sono federati con un po' di gente, tra cui anche alcuni che vogliamo attaccare. Va bene, Cree. Attacchiamoli. Conquista coloniale.
Hanno pure alleanze, bla bla bla. Va bene. Tutta una guerra qua. Abbiamo un ottimo generale, non temiamo certamente l'esercito dei Kree. Quindi con chi siamo in guerra? Vabbè, sperate di essere ricchi, se no farete una brutta fine, perché scomparirete direttamente da questo pianeta. Anche Patagon. Dovremmo cercare di capire, se non altro, dove sono, perché ha un'importanza comunque strategica. Ecco, questi sono vicini, è una buona notizia. Chico CBB, Chicasau. Ah, siete voi. Bene, per fortuna sto mandando i rinforzi. Ma siamo ridicoli farci attaccare dagli irochesi. Stanno vincendo gli irochesi, ma... No, non stanno vincendo, ma solo grazie alle battaglie, perché invece ci stanno un po' occupando. Mentre io dovrei annetterli sti irochesi, quindi... Dov'è che erano questi scioni che io mi dimentico tutte... Siete voi. Cioè, guardo sempre, ma poi mi dimentico di nuovo. Ah, il Canada sta migliorando le relazioni. Vabbè. Bene. Immagino. Allora, vogliono rimpiazzo. Noi gli mandiamo un altro burocrate. Allora. Ok, abbiamo distrutto istantaneamente l'esercito nemico, però non possiamo passare. Ah no, invece qui possiamo. Pony, siamo in guerra pure... No. Però gli dobbiamo dichiarare guerra. Vabbè, non so bene come... Cerchiamo di stare uniti magari. Iniziamo con l'assedio... Da chi è gestita la guerra? Da Miami, quindi... Va bene. Iniziamo a assediare i Creek. Abbiamo davvero finito i debiti, cioè ripagato i debiti, quindi abbiamo ancora meno problemi. Bene, gli inglesi producono, qui meno bene però, in qualche luogo producono beni di lusso, il che è già una buona notizia. Vediamo se possiamo costruire qualcosa di buono a Venezia, che appartenga. Questo aumenta la manodopera, che già è elevata. Forse ci conviene costruirle qui queste cose. Esatto. Invece a Venezia potremmo costruire questo che aumenta i beni prodotti. Iniziamo con questo. Va bene, anche qui facciamo la stessa cosa. Beh, non abbiamo guerre solo in America, quindi possiamo stare tranquilli al momento. Qui non abbiamo avuto successo nel primo... Ma sono troppe le nazioni che sto... Beh, sono i vassalli, è normale che siano considerati interessanti, si vede. Questi ci odiano sempre di più. Ci hanno pure scoperto mentre fabbricavamo pretese sul loro territorio. Ma non ci importa molto. Mm. Forse mi conviene... Boh. Sono in guerra pure con l'Austria? Si è ampliata la guerra? Bretagna? Sì, all'Austria che perderà naturalmente. Ecco, sono entrati in coalizione e si stanno occidentalizzando. Brutte idee, ragazzi miei. Cosa vi viene in mente di occidentalizzarvi e di entrare in coalizione? Mio Dio, il gioco sta facendo un po' di scherzetti. Mi si sta fondendo il computer. Meglio di ridurre a 2 la velocità. Allora, coalizione contro di noi. Beh, non è molto, cioè, come dire, terrificante. No. Però, perché io non ho voglia di finire in guerra con
dei malefici. Vabbè, cerchiamo di lasciarli in pace per un momento. L'importante è che non entrino gli ottomani. Credo che una volta... Beh, non abbiamo tanta espansione aggressiva contro loro. Ah sì. Una cosa per assurdo che potremmo fare è vassalizzarli, ma no, hanno perso le pretese su questi territori. Si vede che se liberiamo, perché l'obiettivo poteva essere liberare tutti gli stati che hanno conquistato, vassalizzarli e poi rivenderglieli, ma se perdono i core non possiamo farlo, credo. E forse non ha neanche troppo senso, meglio annetterci tutto il prima possibile. Gli unici che vorrei magari vassalizzare sono Algeri. Magari la Savoia e il Portogallo, dato che sono in Occidente, non vogliamo alterare troppo gli occidentali annettendoci tutto subito. E magari questi stati, naturalmente in periodo lungo di tempo, perché non potremmo far tutto insieme. Ecco, bravi, attaccate. Haha, irochesi, come avete usato. Bravi, bravi. Per fortuna abbiamo anche un po' di alleati. Però questi di Miami non scherzano, eh. Forse, in effetti, è meglio passare già a fare un secondo assedio, perché no? Non credo di essere troppo in pericolo. Invece magari dovrei temere per la mia salvezza, però. Questo lo manderei qua. Non abbiamo ancora vinto contro sti... manca solo una provincia. Vediamo cosa ci offrono. La sconfitta. Come no? Avete capito esattamente i nostri fini. Occupato dal Messico. Come occupato dal Messico? Vabbè. Noi vogliamo dar tutto al Messico? No, speriamo non ci siano bug. Perché avete fatto l'embargo? Ok, abbiamo convertito un po' di eretici, ne convertiamo altri adesso. Non vogliamo perdere il traffico in avorio. Ci eravamo dimenticati che potevate avere un esercito, cosa che ci importa moltissimo, come potete immaginare. La Sassonia. Siete in guerra? Con la Svezia e state vincendo? Aie. Cavoli. Oh Svezia! Ti fai battere i russi? E beh, ci credo. Sono forti i russi. Però a me non piacciono sti russi che si espandono. Sarà tipo una guerra fredda tra Russia e Italia. Nuova edizione della guerra fredda. Un po' diverso. Giangastone, dai. Forza. No, non ce la vogliono fare. Ehi là. Savoia, che mi combini? Ha dichiarato guerra a Genova e si prende Genova. La Savoia. Vabbè, prenditi Genova. Non è che la cosa ci impensierisca molto. Il Commonwealth è entrato in alleanza con Genova. Interessante. Ha scomodato pure la Svizzera. Boh, insomma, una situazione del cavolo. Se io non posso allearmi con Genova, vero? O invece sì. Sarebbe un modo simpaticissimo per entrare in guerra contro i Savoia. Ok, qui abbiamo finito la... Ah, che metodo. Devo considerarlo subito però. Se mi alleassi con Genova potrei fare sfracelli.
Andiamocene qua. Vabbè, proviamoci. Basta che non ci sia la Francia dal lato. eh, Perché nella guerra qui no, c'è solo l'Ungheria. Mm. Forse era migliore la strategia di dichiarare guerra alla Bavaria. Che non abbiamo casus belli, vabbè. Non so se ci possa chiedere di entrare in guerra contro la Francia, capite? No, non è il caso di rischiare. Iniziamo a cancellare l'accesso militare ai Mamelucchi, dei Mamelucchi, quello che è. Pace bianca, cardinale, bla bla bla. Se potessimo riprenderci questo non mi dispiacerebbe, ma sembra sempre più difficile. Ok, abbiamo finito la guerra azteca. Grazie Giangastone. Ecco, i rinforzi ci serviranno anche per far fuori i ribelli aztechi che credo saranno molto numerosi. Bravo Portogallo, non c'è ragione per essere in coalizione contro di noi. Nuovo Papa, bene. Chi ha più successo qua? Accidenti spagnoli, non abbiate successo, lasciateci finire le pretese. Ok, hanno tolto. Ci ascoltano, vedete? Hanno tolto le navi. E questi cosa fanno? I genovesi che vanno nel mare del Canario. Italia qui poteva essere. Non hai scelto proprio un modo giusto per disporre la scritta, eh? Computer, a che fai? Allora, andiamocene di qua. Ok, proprio in tempo per fare altre pretese su questi. Allora. Allora. Zumbo dov'è? Mombasa, Malindi, Lamu. Quindi sono rimaste solo queste. Vabbè, facciamoci queste. Penso che quando vogliamo potremmo dichiarare guerra. Cioè, cioè quando si decideranno a uscire dalla coalizione. Stanno cercando di riprendere queste. L'Inghilterra migliora le relazioni. Qui potremmo vincere a breve. Sui grandi laghi si trovano questi indiani. Siamo andati a rovinare la loro millenaria pace e tranquillità? Non lo so. Che scoperte ho fatto? Come ho scoperto questa zona? Boh. Qui è un po' uno spreco lasciare queste unità però. C'è rischio rivolte in effetti. Fino a quanto durerà? Fino al 22. Vabbè. Siete arrivati? Forza. Un po' di velocità. Tra poco annetteremo tutto questo territorio, se sarà possibile.
perché questi messicani non vole... Cioè, per evitare che noi prendessimo tutto, ne hanno inventata una più peggio del diavolo. Vabbè. Vediamo se sarà possibile. Naturalmente ancora questi africani alla costa del grano si sono ribellati. Le navi non sono molto danneggiate, possono benissimo tornare a Roma. Qui non serve più l'esploratore. Mentre qui... Allora, a chi possiamo... Potremmo andare all'attacco di questi stati. Ci sarebbero anche questi, ma cioè, non è forse il caso di iniziare un'altra guerra? Oh sì. Soldi. Vabbè, prima finiamo queste. Pace bianca, Ottomani e Spagna. Quindi la Spagna è in pace in questo momento. Grandi! Siete geniali! Avete fatto pace bianca. Vi amo. Ok, quindi riusciremo a concludere facilmente il nostro obiettivo. Che malefici sti savoiardi, sono sempre stati così. Come anche nella storia si vogliono prendere queste province. Genova. Vabbè. Noi prima o poi gli faremo capire che non gli sarà così facile espandersi in Italia. Qui siamo pochi ma buoni. Allora, vogliono mantenere. Finalmente qualcuno che vuole mantenere. Carlo Sforza. Vabbè, manteniamolo. Pensavo che ormai tutte le nostre scelte fossero disprezzate. Qualsiasi governatore che gli mandiamo non gli va più bene dopo 5 anni. Vediamo quanti soldi avete. Ecco, dateci tutto, non... Ok. Allora, loro stanno meramente, cosa vuol dire, semplicemente negoziando per loro stessi, quindi possiamo già stringere questa pace. E direi che queste sono delle condizioni alquanto favorevoli. Mandiamo questi qua. Forse ho fatto male. Non dirmi che dovrò andare chissà dove per uscire dall'esilio. Vabbè. Abbiamo un sacco di soldi, possiamo costruire l'università. Ecco. Poi c'è anche l'Accademia delle Belle Arti. Quante belle cose che possiamo costruire. L'università riduce il costo tecnologico di 5. Io pensavo di costruirla ad Atene. Potevamo anche costruirla, non so, Venezia, Firenze, Roma. Non saprei. Però dai, dato che abbiamo questa estensione, possiamo ristabilirla come durante l'impero romano l'aristocrazia andava a studiare ad Atene, potremmo fare lo stesso. Ci servirebbe qualcosa. C'è anche questa qualcosa. Io mi prendo questo. Riduciamo un po' di... Perché c'era? Oh no, ho fatto una cavolata. No, ecco. Possiamo fare... Grazie a quell'advisor. Possiamo implementare lo standard aureo. No, come si può dire? E questo ridurrà... però non è il momento giusto.
Vabbè. Comunque tra poco lo faremo. Ci è costato un po', ma sono abbastanza soddisfatto di questa decisione perché voglio ridurre un po' di inflazione. Ciò nonostante io direi di costruire questi edifici speciali. Abbiamo fatto l'ambasciata, già si trova a Venezia. Magari costruiremo un palazzo reale a Roma, dato che a Venezia c'è già quello ducale, che è diventato ormai da tempo la residenza del re. E poi l'Accademia delle Belle Arti la potremmo fare a Firenze e l'università ad Atene. Ma sì, può essere un buon piano. Iniziamo con l'università ad Atene, ci ridurrà del 5% il costo tecnologico da ora alla fine del gioco, quindi un edificio speciale, come ben potete capire. Cavoli, quanta manodopera guadagniamo ogni mese? 2000 ogni mese. Ok, il prossimo, se riusciamo, speriamo. No, non ce l'abbiamo ancora fatta. No, dobbiamo far pace con questi aztechi, eh. Questi non si curano più. Sono andati pure in bancarotta, vabbè. Vabbè, morto. Mandiamo un altro burocrate. Appena no, gli ottomani lo sapevo che sarebbero entrati in coalizione pure loro. Vabbè. Non possiamo pretendere tutto. Oh, bene, abbiamo completato l'obiettivo. Casus belli contro Algeri. Armata sotto attacco, vabbè. Vediamo cosa combinano con sti mamelucchi, sono davvero curioso. Allora, a fine mese dovremmo poter fare anche... No, questo non è il nostro obiettivo perché vogliamo vassalizzare sta zona. Le isole delle spezie. Tra quando potremmo dichiarare guerra? No, tra molto, a dire il vero. E sì, questa forse sarà l'obiettivo. Stabilirci nelle isole delle spezie. È un po' lontano. Ecco dove dovremmo esplorare ora come ora. Nelle isole delle spezie. Andiamo qua con questa flotta. Allora, come va qua? Mica troppo bene. Allora, io direi di concludere adesso l'episodio con la pace con gli Aztechi. Perché no? Allora, siamo in guerra con sti qua. Vabbè. Andiamo un po' a dare una sistemata. Ah, qui abbiamo vinto? Wow, fantastico. Qui siamo in guerra con questi, no? Riusciamo ad attaccarli? No, per un giorno. Per un giorno. Peccato. Potremmo lasciare qui 1000 uomini ad assediare. Sono diventati di nuovo una monarchia dispotica, eh? E hanno cambiato capitale. Non si sentivano più sicuri e hanno stabilito la capitale a Karaman, molto lontano da noi soprattutto, ma questo non basterà a salvarli naturalmente.